Amici di Directra Sport, benvenuti a Sassari. Questo è il Vanisanna, questa è Sassari Latte Dolce Olbia, seconda giornata del girone G di Serie D. De Grazia sul punto di battuta, si allontana Costanzo, solo lui e Bianchi dietro la linea della palla, Totti a fianco al numero 10, tutti dentro quelli dell'Olbia. Va De Grazia, un tiro in porta, Marano deve metterci le mani, prima grande occasione per l'Olbia. E con il suo numero 10 ha tentato di andare diretto verso la porta con quel calcio di punizione. Non hanno finito i bianchi, ancora possibilità per Staffa, il tocco verso Furtado, si allunga ma non basta, Staffa restituisce, Furtado ancora col dribbling sinistro di Furtado, si chiude bene Latte Dolce, gran palla di Totti, ancora De Grazia! Olbia pericolosissimo, meno di 90 secondi sul cronometro, già due grandi occasioni per i ragazzi di Amelia. Tutta la trafila nel settore giovanile dell'Olbia. Costanzo, bella palla sul secondo palo, si coordina Mary Saint, non va lontanissimo dal bersaglio grosso. Loru di prima, imbucata ancora per Mudadu, sfida in velocità con Costanzo, è passato Mudadu, mette anche il cross di Anose, non arriva, c'è possibilità per Rugiu che si coordina e va col sinistro, la parata di Chiara, non ha finito il Sassari Latte Dolce. Loru interviene con la gamba alta, per l'arbitro questo è fallo, calcio di punizione per l'Olbia, ma prima occasione anche per il Sassari Latte Dolce. Ora prova a offrire soluzioni, si fa vedere Pinna, però se la cava molto bene usando il fisico. Poi Loru nello spazio per Odianose, Odianose arriva per primo, Odianose! Emanuel Odianose ha sbloccato la partita, il Sassari Latte Dolce. Minuto 25, 1-0 Odianose. Occhio alla possibilità adesso per Totti, il tocco verso De Grazia col sinistro, la grande parata di Marano, torna a bussare l'Olbia. Palla verticale, Orlando prima di Staffa, Rugiu sul sinistro, Rugiu! Che esordio per Fabio Rugiu, è 2-0 per il Sassari Latte Dolce. Che gol del numero 7, immediatamente visto la possibilità di far girare quel sinistro, l'ha apparecchiato alla grande, poi è partita una perla. Va De Grazia, palla sul primo palo, Furtado non colpisce, arriva Costanzo col sinistro, un salvataggio, quello di Orlando, una parata vera e propria. Ancora Costanzo, colpo di testa, illusione del gol del 2-1, ma la palla è andata fuori, ancora pericoloso Gianmarco Staffa. Da una mano anche Staffa, libera però lo spazio per Corcione, cambia completamente lato alla ricerca di Sorgente, può puntare Sorgente, passa su Bertini, entra in area, mette il cross, si allarga la maglia di Loru e questo è chiaramente calcio di rigore. Parte Sorgente, la parata di Di Chiara che tiene in vita l'Olbia per Odianose. Loru, apertura panoramica in zona Sorgente, sta arrivando Odianose dall'altra parte, Sorgente verso il fondo, mette il cross, Odianose controlla, Odianose sulla linea, Staffa, che salvataggio clamoroso, si resta 2-0, con le unghie, con i denti a difendersi adesso l'Olbia. Prima con Di Chiara che neutralizza calcio di rigore, poi adesso con questo salvataggio senza senso di Staffa sulla linea. Odianose ha fatto ancora una volta tutto molto bene. Non adesso però, perché si batte ancora il corner, hanno saltato Furtado, la palla rimane lì e poi Santi, anzi è Mary Saint che segna, sì, il gol del 2-1, dimezza lo svantaggio l'Olbia, su palla inattiva si fa trovare pronto Mary Saint, un pallone che ha girovagato all'interno dell'area, una spizzata, mandato fuori causa Marano. E poi il più lesto di tutti è stato l'ex giocatore del Livorno. Una decina di presenze tra campionato e coppa, la scelta di tornare in Sardegna. Occhio adesso al cross, Cabeccia, la palla rimane lì! E c'è il gol del 2-2, ha pareggiato l'Olbia, Pasquale Costanzo! Che errore questo però della difesa del Sassari Latte Dolce! Completamente riaperta la partita, 20 minuti al 90esimo, 2-2. Lucarelli alimenta l'azione dei bianchi, c'è largo De Grazia, mette palla sul mancino, 1 contro 1 con Mudadu lì vicino, Lucarelli servito, il numero 6 che mette il cross, la palla passa ancora.
sta sbarellando in difesa al Sassari Latte Dolce nel secondo tempo, che ora però prova a ripartire. Occhio al potenziale 3 contro 2. Sorgente attacca con Odianosa che taglia. Sorgente non fa passare questo pallone per un ottimo intervento di Anelli. Qui De Grazia parte in posizione regolare e allora possibilità di convergere verso il centro. Va da solo De Grazia, sinistro, Marano, non c'è un attimo di respiro. Orlando Lucarelli prima di tutti, è uscito anche Marano che non deve farsi superare da questo pallone, arriva Santi Cabeccia, non c'è nulla. Che occasione questa per il 3-2 dell'Olbia, ma non c'è più tempo, fischia 3 volte Giuseppe Scarpati, finisce qui Sassari Latte Dolce Olbia. Mister Setti, un latte dolce dal doppio volto, forse è una parità al contrario rispetto a quella giocata contro la Cos, perché già avete approcciato bene, terminando il primo tempo sul 2-0, poi nel secondo tempo forse con l'uscita di loro avete perso qualcosa in mezzo al campo e l'Olbia è venuta fuori portando a casa un pareggio che per voi ha il sapore della beffa. Allora, diciamo che abbiamo iniziato la partita bene, come l'avevamo preparata, il risultato infatti ci ha dato ragione al primo tempo. Quello che ci è mancato al secondo tempo è stato più che altro il palleggio. Una squadra che vince 2-0 in casa deve abituarsi a palleggiare, a far passare il tempo, a far correre gli avversari. Noi siamo giovani, questo ancora non l'abbiamo nelle corde, però arriveremo a fare anche questo. Io sono soddisfattissimo del lavoro fatto dai ragazzi oggi in campo, ma in tutti e due i tempi, perché comunque non ci dimentichiamo che se la partita fosse stata insomma un pochettino più fortunata per quanto ci riguarda, magari con quel rigore, con quell'altra occasione di Odianose recuperata sulla linea avremmo visto insomma un altro risultato. C'è da lavorare, i ragazzi l'abbiamo detto, sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile per noi, però siamo contenti perché l'impegno è quello massimo. Ecco mister, questo risultato, se si guarda al passato, può essere un risultato importante, se si guarda anche agli obiettivi dichiarati dalla società, perché comunque l'obiettivo è la salvezza, pareggiare contro l'Olbia è sempre un risultato importante dato il blasone della squadra, però per il potenziale che ha questa squadra, che sensazioni le lascia questo punto conquistato oppure questi 2 punti persi? Allora, il potenziale diciamo che è buono, c'è da lavorare tanto ancora, c'è da lavorare tanto, soprattutto ripeto dal punto di vista della gestione della gara, però i ragazzi si impegnano al massimo durante la settimana, ci danno sempre il 100% e poi il 100% appunto viene trasformato durante la gara. Ecco, alle volte magari dovremo andare all'80% e risparmiare un po' più di energie per il finale delle partite, ma arriveremo a fare anche quello. Ecco, la sfida contro l'Atletico Uri è stata la prima vera prova in cui ha avuto le risposte da parte della sua squadra, quella contro il Cos è stata la sfida in cui ha avuto le risposte prima sul fatto che può contare su tutta la squadra, poi sul fatto che comunque la squadra reagisce. Che risposte ha avuto invece dalla sfida contro l'Olbia oggi? Allora, contro l'Olbia abbiamo avuto, con tutto lo staff ovviamente, abbiamo avuto delle risposte molto positive e ci siamo accorti soprattutto che questi ragazzi giocano bene al calcio e devono continuare su quella strada. Nel momento in cui accettiamo il ping pong avanti e indietro andiamo un po' in difficoltà, ma è chiaro che con squadre strutturate meglio dal punto di vista fisico questo lo paghi. Devono capire che sono bravi giocando con la palla in terra, 2 tocchi e niente, andiamo avanti su questa strada e speriamo insomma di raccogliere risultati e risultati pieni soprattutto. Mister Amelia, oggi un Olbia dal doppio volto, l'approccio non è stato come l'atteggiamento che aveva richiesto nella conferenza stampa di presentazione, però negli spogliatoi è cambiato qualcosa, forse anche la scintilla dal rigore parato da Di Chiara ha fatto scattare quella reazione che poi è valsa il pareggio. Sì, però l'atteggiamento del primo tempo è stato bruttissimo, mi dispiace, posso premiare solo la reazione avuta poi dopo. È stata una bella reazione, abbiamo recuperato la partita, potevamo anche vincerla, recriminiamo per l'ultimo rigore perché Santi è davanti per tirare in porta, il difensore l'ha spinto per non fargli prendere la palla e già domenica scorsa abbiamo perso il capitano per una cosa che non è successa, oggi ci poteva stare il rigore visto che al contrario è stato dato molto più facilmente, quindi peccato per non averla ribaltata, però non mi piace il primo tempo. Questa è la cosa che mi brucia un po'. Ho cambiato un pochino, la reazione è nata anche con 2 ragazzini di Olbia in campo, un 2007 e un 2008, e questo deve far scattare nella testa dei miei ragazzi, tutti gli altri, qualcosa, perché l'atteggiamento del primo tempo è stato veramente brutto.
Ecco, tra le note positive, oltre all'aspetto della reazione, c'è stato anche per come appunto il centrocampo ha tenuto anche comunque un Olbia che fa della velocità, della rapidità nelle ripartenze anche un suo punto di forza. Ecco, è anche questo uno degli aspetti da cui ripartire, considerata soprattutto l'assenza di un giocatore che in mediana, comunque l'abbiamo visto nell'esordio con il Ilva Maddalena in Coppa, è utile come Arboledo. Sì, sì, assolutamente sì. Quando perdi giocatori di questo calibro perdi qualcosa, anche se hai tanti ricambi, però Arbo è un giocatore fortissimo che può giocare in più ruoli. La forza è stata proprio aver tenuto, io non spogliatoio ai ragazzi ho detto che ho visto vincere queste partite anche stando sotto di 2-0, quindi bisognava reagire, fare le cose fatte bene, fare tutto il contrario di quello che abbiamo fatto il primo tempo, perché poi abbiamo provato a dire di giocare, di fare alcuni movimenti, non abbiamo fatto nulla, abbiamo calciato la palla come non voglio io, e quindi non credo che questi ragazzi, giocando come sanno giocare loro, possono fare la differenza. Se giochiamo come gli chiedo di giocare, allora poi si vede qualcosa. Io ho cambiato qualcosa nel secondo tempo, anche la disposizione in campo, perché è un Olbia un po' che deve cambiare e saper cambiare nella difficoltà. L'abbiamo fatto, potevamo sfruttare meglio il fatto di recuperare la partita, perché poi sul 2-2 si invertono i fattori mentali e lì abbiamo sfruttato male un paio di situazioni. Non dovevamo tirare da lontano, ma dovevamo entrare con il fraseggio con gli esterni, però va bene così, non ho mai provato per tanto tempo, quindi premio la reazione, premio questo, ma c'è tanto tanto da lavorare. Ecco, si può dire che questo può essere il primo passo, il primo punto, il primo passo per vedere l'Olbia che vuole. Sì, io spero anche che i ragazzi capiscano che nella difficoltà alle spalle hanno anche un pubblico importante, perché i tifosi dell'Olbia sono straordinari, oggi sono venuti in tanti e ci hanno supportato anche nel momento di difficoltà. Questo deve servire ai ragazzi, di non sentire la pressione di vestire questa maglia, che è pesante per la storia, per il club, perché facciamo una categoria che dove l'Olbia non c'entra niente, però io credo che questo pareggio deve far scattare qualcosa in noi. Il campionato è lungo, abbiamo bisogno di un po' di tempo, però dobbiamo accorciarlo il più possibile, perché ora iniziano anche partite difficili, trasferte insidiose, e dobbiamo assolutamente andare a ricercare partite dove l'atteggiamento negativo non dura così tanto. La famiglia Puzzo, la famiglia di Gioele interamente, mandare un abbraccio a tutta Olbia per quello che è successo ieri, perché abbiamo iniziato la giornata male, con una notizia brutta. Siamo con Fabio Ruggiu, protagonista oggi della partita, con un gol che definire bello e utilizzare un eufemismo. Prima di tutto raccontaci questo esordio da titolare e l'emozione per il gol. No, è stato un esordio molto bello per me, condizionato da questo gol che poteva essere, diciamo, più glorioso visto il risultato, però non ci abbattiamo, un punto guadagnato. Ecco, comunque sei giovanissimo, 18 anni, correggimi se sbaglio. Ecco, come ti stai trovando con Mister Setti, come ti stai trovando con la squadra e da chi stai seguendo, chi stai seguendo per imparare qualcosa? No, mi sto trovando molto bene nella squadra, mi sono integrato bene nel gruppo e, diciamo, prendo spunto dai più grandi, dal capitano, da Odia, da Sorgente, da Dudu, diciamo i più grandi. Ecco, oggi avevi un compito non semplice, perché devi sostituire un certo Castro, che comunque è uno dei giocatori con più verve del Latte Dolce. Come hai vissuto magari la notte prima di questa partita? No, diciamo è molto forte Castro, è un po' teso, diciamo, ero stanotte, però è andata bene, diciamo. Ecco, infine, come ti stai trovando con Mister Setti? Cosa ti chiede di più e in cosa cerca di farti migliorare? Dice sempre di giocare semplice, di saltare l'uomo, di dare tutto, diciamo, durante la partita e nulla, andare sempre a 1000. Ecco, infine parliamo un attimino di idoli. Chi è il tuo idolo calcistico? Qual è il giocatore a cui ti ispiri? Messi sarebbe troppo semplice. In questo momento Yamal oppure Neymar.
Sì, praticamente annullate, però ci sono state, insomma, cioè, ho visto una partita che mi è piaciuta perché è molto combattuta, molto equilibrata, alla fine il risultato è giusto. Però la partita è stata bella perché è molto intensa, anche dai toni agonistici importanti, insomma, perché comunque si sono affrontate due squadre che volevano vincere, che hanno giocato per vincere la partita con grande attenzione, con grande rispetto degli avversari, si è visto nelle due squadre. Niente, io sono contento, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché abbiamo grande rispetto per il valore del COS, conosciamo la loro forza, le loro individualità, la loro bravura, quindi avevamo grande rispetto e quindi ho fatto i complimenti ai ragazzi perché questo non deve essere visto come un passo falso, ma anzi come un risultato importante e soprattutto ho visto dei valori che cercavo nella nostra squadra, che avevo già visto anche domenica scorsa e che oggi ho visto riconfermati, cioè l'attaccamento alla maglia, il senso di appartenenza, quella voglia di lottare tutti insieme fino all'ultimo secondo della partita, pur giocando la parte finale, gli ultimi 20 minuti in inferiorità numerica, eppure non si è visto perché non abbiamo concesso praticamente niente, anzi pronti a ripartire, a riproporci anche lì davanti. Quindi grandi complimenti ai ragazzi e niente, va bene così, insomma. Sì, sono d'accordo con te, prima andiamo per ordine sulla forza del centrocampo del COS, perché tra i giocatori come De Montis, Piredda e Ladu, credo che in Serie D, forse nel nostro girone, un centrocampo così forte non ce l'abbia nessuno, però noi abbiamo un centrocampo altrettanto forte, altrettanto valido, pur giocando con un 2007 dentro il campo, perché Federico Tuveri è un 2007 che però insomma non ha di certo sfigurato al cospetto comunque di avversari così bravi, quindi io sono orgoglioso e contento di quello che i miei ragazzi hanno fatto. Per quanto riguarda invece le occasioni sciuppate nel finale che potevano darci anche 3 punti, fanno parte del gioco, insomma arriverà il momento dove anche questi palloni riusciremo a buttarli dentro, dove magari raccoglieremo un po' di più, magari facendo anche un po' di meno. È il calcio, in questo momento siamo contenti comunque di quello che abbiamo saputo fare, poi adesso pensiamo a domenica, il rammarico insomma che non potrò esserci e questo mi dispiace molto perché devo commentare un'espulsione che trovo profondamente ingiusta, perché sono stato allontanato su decisione dell'assistente che stava a 80 metri da me senza che io abbia detto una parola né verso gli avversari né contro la terna, un silenzio più totale e mi vedo cacciato fuori dal campo. Questo per me è inaccettabile perché reca un danno a me come tecnico, ma reca un danno alla società e quindi questo per me sono delle grandi ingiustizie che non posso far passare così perché siamo in Serie D. In Serie D questo è un lavoro e quindi meritiamo anche il grande rispetto perché come noi lo diamo, perché come io lo do a loro. Quindi mi dispiace molto questo episodio qua. Le chiavi sono quelle del gruppo, noi costruiamo un gruppo, formiamo la squadra su dei valori che sono quelli che ho citato poco fa, insomma il grande senso di appartenenza che devono avere i ragazzi verso questa società, verso questa piazza, il rispetto, la voglia di sacrificarsi, la dedizione al lavoro, l'organizzazione, tutte quante queste armi che abbiamo messo in campo questi anni e che stiamo mettendo anche quest'anno, come si è visto in questi primi 180 minuti. La disamina dei 180 minuti dovrebbe essere più dettagliata, nel senso che a Savoia è vero che noi abbiamo perso, ma noi abbiamo fatto una prima parte, 25 minuti di padroni del campo a Savoia, e dopodiché abbiamo avuto un calo, non con uno o due elementi, abbiamo avuto un calo un po' generale che abbiamo analizzato e lì abbiamo perso un pochino distanze, non avevamo la gamba ancora buonissima e quindi poi alla fine la sconfitta, la vittoria del Savoia è stata giusta, però io devo far conto
che quando noi abbiamo avuto la gamba stavamo facendo una grande partita contro il Savoia. Oggi sono più che contento, potevamo vincerla, però ci accontentiamo anche del pari perché comunque stavamo affrontando una squadra molto molto forte e ho visto quello che cercavo. Quindi vediamo come proseguirà preparandoci partita per partita come sempre. Insomma, adesso pensiamo ad andare a Genzano e cercando di preparare nel miglior modo possibile la partita. Mi è piaciuto tanto l'approccio, mi è piaciuta tanto la gestione della partita, una partita complicata contro una squadra che gioca molto bene a calcio, difficile da affrontare, storicamente è sempre stata una partita per noi complicata. Oggi secondo me si è visto un derby dai toni agonistici buoni ma corretti, con tanta corsa e tatticamente due squadre che si sono quasi annullate. Penso sia scaturita una bella partita sotto questi aspetti. Probabilmente c'è mancata un po' di qualità a tutte e due le squadre nell'ultimo passaggio, però un punto che comunque è importante perché è fatto su un campo difficile. Ma abbiamo giocato contro una squadra molto fisica, fisicamente perdevamo tanti centimetri, i loro tre difensori sono tre giocatori che superano il 1,85 m a centrocampo e davanti avevamo due giocatori fisicamente importanti, quindi abbiamo dovuto un attimino far bene un lavoro di copertura, cercare di recuperare quel gap fisico. A livello di qualità ti dico, nei movimenti tattici molto bene, ci manca ancora un po' di smalto, ma è anche fisiologico la seconda giornata di campionato, anche se poi 3-4 situazioni importanti le abbiamo create, dove magari per qualche centimetro Sartor e Aloia soli nell'area piccola non sono riusciti a trovare la deviazione vincente. Come potevamo subire qualcosa su qualche ripartenza loro, oggi non abbiamo preso gol, per noi dopo il gol preso al 96esimo domenica era importante dare solidità. Per noi era importante recuperare Piredda, portarla a 75-80 minuti perché era un mese fuori, era importante recuperare Sartor che non stava benissimo fisicamente e soprattutto continuare a far crescere alcuni giovani che sono alla prima esperienza in categoria come Piseddu, che è la seconda partita che fa tra i grandi. Ma guarda, è difficile capire cosa sia successo perché non è successo nulla. Io e Massimiliano eravamo in silenzio, tra l'altro un rapporto di grandissima cordialità tra noi due, non ci siamo nemmeno guardati in faccia e tantomeno ci siamo parlati o insultati o abbiamo detto qualcosa. Secondo me è stato un grandissimo abbaglio, qualcosa che non riesco a spiegarmi, è una scelta dell'assistente, quindi un po' al di fuori di quella che è la normalità. Io penso che quando tu mandi via due allenatori assieme devi avere delle motivazioni molto importanti, o perlomeno ci deve essere una mancanza di rispetto, della maleducazione o qualche parola di troppo. Oggi onestamente sia da parte mia che da parte di Mister Papa c'è stato un atteggiamento correttissimo e l'unico modo in cui riesco a spiegarmelo è un abbaglio abbastanza grave, perché comunque un derby così tirato, fare 45 minuti senza i due allenatori in panchina poteva anche influire sul risultato, ma non per mancanza di fiducia sui nostri staff, ma perché comunque era una partita che correva sul filo di lana e bastava un mezzo episodio per poter cambiare gli equilibri da una parte o dall'altra. Ma guarda, probabilmente domenica scorsa sarebbe ipocrita dire che noi abbiamo finito la domenica dispiaciuti perché prendi gol al 96esimo e non puoi che essere dispiaciuto, però vedo la squadra in grande crescita, il gruppo che si amalgama bene e abbiamo un campionato lungo e difficile davanti. Questi punti, seppur possono sembrare oggi pochi, torneranno tanto utili a fine campionato, quindi non si butta niente in Serie D, ogni punto vale più di quanto uno possa immaginare. Buon pomeriggio da Mauro Coppadoro a tutti coloro che seguono questa diretta offerta da Directa TV per la seconda giornata di campionato di Serie D. Allo stadio Zicchina sono di fronte Ilva Maddalena e Atletico Lodigiani, due matricole di questo campionato, e poi riesce a ripartire la formazione del Lodigiani, ma riparte Ilva Maddalena e c'è un tentativo di esterno destro di Blazevic con palla che si spegne lontana dalla traversa
tra Chiuobo e Florigian, poi Chiuobo riesce a dare il pallone a Ribeiro per Florigian, bene di prima su Blazevic, attenzione, si inserisce Lobrano, attenzione Lobrano in area, ma non trova il momento per la conclusione. Vediamo un po', potrebbe toccarla Oriano su Florigian e poi farla più al centro. Attenzione a questo pallone, ecco che è una dinamica quasi identica a quella di domenica, il pallone toccato dal portiere che finisce sulla traversa, riuscito a evitare il gol. Adesso c'è lo scambio difensivo, attenzione, brutto l'intervento col piede del portiere, c'è Oriano in area, Oriano si smarca e poi però è impreciso nel cross mediana dell'Ilva Maddalena, però riesce a mantenere ancora palla la Lodigiani con Bencivenga, giocatore che fin qui ha toccato pochissimo il pallone, Vasco che allarga questa palla, è un gran tiro, attenzione, gol assegnato a Lodigiani, rete a Lodigiani, tiro del numero 21, il numero 21 della formazione ospite, Francesco Perrotta, deviato dalla schiena di un giocatore, ha segnato Perrotta, il minuto dovrebbe essere il 28esimo del primo tempo. Calcio di punizione, lo batte Matteo Florigian, pallone che sfiora in area, attenzione, colpo di testa del capitano Diego Di Pietro in fascia sinistra, sembra che il pallone gli scappi ma riesce a rimanere in controllo, cerca lo spazio per il cross, adesso supera con un tunnel molto bene Oriano, pallone centrale, attenzione, e pallone che viene deviato sulla linea, salvataggio sulla linea, propiziata da una grande iniziativa di Oriano. Attenzione, palla centrale a Di Pietro, rete, ha segnato l'Ilva Maddalena, ma c'è un fischio dell'arbitro per una fuorigioco, una scorrettezza, non si è ben capito. Ha iniziato molto bene il secondo tempo la squadra dell'Atletico Lodigiani, il marcatore Perrotta che cerca di superare Ribeiro, poi fa partire un tiro insidioso che si spegne di poco alto sulla traversa, cerca di aggirare l'avversario, ancora Tapparello, è entrato molto bene in partita Tapparello, attenzione, limite dell'area, pallone allungato su Ribeiro e pallone che sfiora il palo. 16 in gioco nella ripresa, Alessio Glino si incarica di questa battuta con le mani, pallone su Ribeiro, bel cross di Ribeiro, pallone che sfiora in area e clamoroso tentativo per due volte, un batti e ribatti col capitano, non è Di Pietro, mi sembra Tapparello, due volte Tapparello. Ora attenzione a questo pallone che viene allargato sulla pallone in area, attenzione, cerca il tiro ed è doppio tentativo, bravo, molto bravo questo giocatore col numero 17, Yuri Armini, appena entrato, si accinge al quarto cambio, ne ha fatti 3 l'Ilva Maddalena, Lodigiani quindi si accinge al penultimo cambio. Attenzione adesso a questo tentativo, molto buona questa iniziativa, attenzione Lodigiani pericolosa, al momento hanno più under in campo di quanti ne siamo previsti per il regolamento, attenzione pallone che spiova in area, possibilità e tiro deviato ancora una volta angolo, ha provato il tiro al volo con ottima coordinazione Facundo Maitini, molto buono questa iniziativa di Sebastiani, poi una sterzata, pallone in mezzo per attenzione, sfiora il contatto col pallone, va vicino al gol del 2-0 in questa circostanza la formazione della Lodigiani, la Dispoli in una circostanza. Oriano sul pallone, Francia mette il pallone in mezzo, pallone che viene deviato, al limite dell'area c'è Mauro Ribeiro allarga, pallone interessante, giocato in mezzo e ancora una volta la difesa ospite riesce ad avere la meglio. Vediamo qua cosa succede, pallone nelle mani di K, tutti avanti, 15 secondi alla fine è ultimo tentativo a disperazione, ma Di Pietro è in fuorigioco e quindi nulla di fatto e credo che l'arbitro abbia anche messo il triplice fischio. Finisce la partita, Lodigiani 1, Ilva Maddalena 0.
virgolette meno presuntuoso forse, e forse che il risultato è tutto lì, perché molto probabilmente questa è la legge del calcio. Se tu purtroppo non concretizzi quello che crei, poi dopo ovviamente può succedere un tiro deviato e perdi la partita. Noi non siamo stati oggi forse un po' più determinati, un po' più cattivi agonisticamente parlando, e dovevamo essere un po' più incisivi, dovevamo essere più determinati. Non lo siamo stati, dispiace, ma rimane sempre una gran bella prestazione, una squadra che ha fatto la partita anche con tutte le difficoltà, perché non è semplice quando subisci penso un tiro in porta, mi sembra che l'unico tiro in porta è deviato, quindi è ovvio che anche la testa dei ragazzi poi a un certo punto un po' viene meno l'entusiasmo, tutto lì. Forse quello è la differenza fra oggi e domenica scorsa. Domenica scorsa in un momento determinante siamo riusciti a sbloccarla sul calcio piazzato, oggi abbiamo lasciato penso 18 calci piazzati e non abbiamo messo uno giusto, quindi queste sono cose che succedono. Dispiace, bisogna lavorare ancora di più su queste cose, probabilmente l'unico modo è questo. Ecco, guardando le immagini noi non abbiamo capito chi è stata la deviazione, se lei lo sa magari ce lo dice, e poi non dimentichiamoci anche il palo di Tapparello. Poi da Parello, la palla in area di rigore di Lobrano, il cross in area di rigore da Alvarez a 5 metri dalla porta, inspiegabile, i non tiri in porta da fuori area. E ho detto ai ragazzi dello spogliatoio che sono stati più bravi loro, perché loro hanno detto come mister. Dico perché loro l'unica occasione hanno tirato da 30 metri, noi fuori area non abbiamo mai calciato in porta, abbiamo avuto molte volte all'interno dell'area con palla al piede, invece ancora cercavamo la palla filtrante, quindi probabilmente abbiamo sbagliato questo. È ovvio quando una squadra non è che concretizza grandissime palle gol, però oggi insomma in area di rigore ci siamo entrati molto e spesso e purtroppo il cross dall'esterno non siamo stati cattivi ad andare ad attaccare, e quindi questa è solo responsabilità mia che probabilmente dovrà lavorare ancora di più sotto queste situazioni. Sulla deviazione? Situazione mi è sembrato Martinoli, però non so se mi sbaglio, mi è sembrato forse lui. Ma voglio dire, un tiro da, penso sarà stato 10 metri fuori area, ha calciato benissimo, però voglio dire tutto. Ma questo è il calcio, il bello di questo gioco è questo, che se tu tiri in porta forse qualcosa succede, se tu non ci calci poi può succedere che non fai gol. Peccato perché dispiace per i ragazzi perché li ho messi molto demoralizzati, ma non devono assolutamente, oggi devono accusare la partita, ma deve finire lì perché ripeto, rimane una ottima prestazione, soprattutto al primo tempo dove potevamo sbloccarla da un momento all'altro, non siamo stati cattivi, determinati, non so, probabilmente le motivazioni andiamo a trovarle in settimana. Non do da solo un appunto che posso fare ai miei ragazzi è di essere un po' più attenti nelle certe situazioni. Buonasera mister. Buonasera. Allora, una vittoria e una persa. Che idea ci siamo fatti dopo questi 180 minuti? Che somme, che impressioni? Oggi abbiamo detto un po' di imprecisione negli ultimi 20 metri. In generale, su cosa stiamo andando bene e cosa ancora bisogna... Beh, sicuramente dobbiamo migliorare perché una squadra che entra in campo in questo modo e cerca di imporsi sull'avversario vuol dire che la strada giusta l'abbiamo presa. Ovviamente c'è da migliorare tanto e non è stata la partita di Olbia che poteva far sembrare. È stata una partita dove abbiamo giocato bene, dove siamo riusciti a sbloccarla, anche poi da certe situazioni in campo, ma voglio dire, questo, la Maddalena sa che deve fare un campionato di sofferenza e oggi secondo me abbiamo preso una buona occasione per respirare un altro tipo di aria. Però forse queste sconfitte fanno bene, fanno capire che bisogna essere sempre attenti, perché vincere con l'Olbia poteva creare queste disattenzioni dove probabilmente la responsabilità è mia, ma forse ci siamo cascati con troppa leggerezza, forse direi, ma non è una colpa, ripeto, io sono l'allenatore, se la squadra non è stata incisiva, sono stato io che sono stato in grado di metterla. Credersi troppo belli quasi, il mister della Luggiana ha detto tirare fuori la sciabola.
Può essere questo il messaggio, la lezione di oggi? Penso che sia stato questo, infatti ho apprezzato la squadra avversaria perché è venuta qui con un intento che ovviamente abbiamo visto, perché un tiro in porta abbiamo subito, però l'intento loro era di portare via un punto. Sono stati bravi e fortunati in quelle situazioni, noi non siamo stati bravi a concretizzare quello che avevamo creato, tutto lì, ma ripeto, non ne faccio un dramma, sono molto tranquillo sotto questo punto di vista, perché conosco i ragazzi e so che hanno fatto una grande partita anche oggi. C'è da migliorare molto, ovviamente questo fa parte del gioco. Ora la trasferta in Campania, che sarà un'altra un bel banco di prova. Ovviamente noi dobbiamo adesso misurarci con delle realtà, no? E quindi questo fa parte del nostro percorso, andare a giocare a Napoli vuol dire una fase di crescita. E andarci a giocare le nostre carte come abbiamo fatto fino ad oggi vuol dire crescere ancora. E andremo lì a giocarci la nostra partita come abbiamo fatto oggi, come abbiamo fatto domenica, come abbiamo fatto nell'amichevole che abbiamo preso 4 gol. Questo è il calcio, quando tu giochi le partite poi devi accettare il risultato del calcio. Però l'importante è giocarci le partite, questa è la cosa che ci tengo con i miei ragazzi, che non tirano giù la testa e che ci rigiochiamo. Capitan Di Pietro, questa sconfitta casalinga, puniti da un episodio, però insomma è mancato qualcosa anche a voi negli ultimi 20 metri. Forse. Certo, buonasera. Sì, avevamo l'illusione di vincere, di portare 3 punti a casa, ma purtroppo non siamo riusciti, abbiamo provato in tutti i modi, ma quando non è arrivato abbiamo perso con un tiro in porta, però vabbè. Questo è appena iniziato, abbiamo ancora 33-34 gare, 32 scusa per raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo è? L'obiettivo sì, piano piano, partita a partita, però vedremo una buona linea. Ascolta, tu sei un veterano, ormai sei da anni qui, sei uno dei punti base. Come si forma il gruppo con i nuovi? Come stiamo andando? Tranquilli, poi io sono contentissimo, così come mi hanno ricevuto a me, ricevo a tutti gli altri, della stessa maniera, provando a fare un gruppo, una famiglia, e penso che quello fa respirare un bel aria durante tutta la settimana. Okay. Adesso la prima trasferta oltremare, si va a Napoli. Sì, va bene, andiamo lì a fare il nostro, a provare a portare qualche punto a casa, però contenti, dai, con la stessa illusione come abbiamo andati a oggi, mi siamo venuti a vedere. Fabio Pisacane, una sconfitta di misura contro l'Inter, un commento su questo 0-1? Ma una partita comunque preparata come ce l'aspettavamo, abbiamo concesso qualcosa di troppo, penso che fino al gol, tranne un'imbucata che Spinacci ha trovato un grandissimo Ciocci e una palla svirgolata da Frank, penso che l'Inter non si era mai fatta pericolosa. Noi abbiamo gestito male delle ripartenze e poi quando queste squadre paghi l'errore, però la squadra secondo me ha risposto, ha avuto reazione, è un momento che comunque come a Verona crei, magari finalizzi poco, ne faremo di necessità virtù, lavoriamo, anche perché dobbiamo inserire anche i nuovi, che fino ad oggi, anche oggi l'Angella si è infortunato, non c'era, Soldati è arrivato venerdì scorso, Longoni è entrato a partita in corsa, per cui diciamo che noi siamo ancora quelli dello scorso anno e l'Inter era anche loro quelli dello scorso anno, però in campo avevano 7 giocatori, 8 che hanno fatto le finali. Ecco, più rimpianto per come avete preso il gol o per non aver trovato il pareggio alla fine su un'occasione che tutto sommato Ma rimpianto per non aver preso gol è come se sparare addosso a un ragazzo che comunque cerca di fare delle cose sbagliate, per cui io partirei più dai rimpianti per non aver capitalizzato alcune ripartenze, non aver sfruttato alcune occasioni, tipo come quella che era successo poi anche a Vinciguerra, sul palla dietro di 3P. È una partita che comunque ci insegna sempre qualcosa e come dicevo prima si riparte e bisogna solo lavorare, sembrano frasi fatte ma è così. L'ultima per me, come sta Simonetta? Ho preso una botta alla coscia, penso che non sia nulla di grave, però sono botte che comunque fastidiose. Mister, qual è l'aspetto della prestazione di oggi che salva maggiormente?
Ma io salvo sicuramente una squadra che comunque si è giocata ad armi pari. Poi se analizziamo i tiri nell'Inter, ha fatto 4-5 tiri e rischiava di fare 3-4 gol. La differenza è questa della partita di oggi, per cui salvo sicuramente quello che c'è stato, l'intenzione che c'era di fare, è normale che poi la differenza la fa, come dico sempre ai ragazzi, la cattiveria che poi ci metti negli ultimi 20 metri.